L'epicentro è nel Lazio, ma le scosse si fanno sentire fino in Veneto. Il terremoto politico-giudiziario che ha squassato il Consiglio regionale laziale ha scatenato anche attorno al Consiglio regionale veneto il dibattito sull'erogazione dei soldi ai partiti e sul finanziamento dell'attività politica. In questi giorni il governatore Luca Zaia ha espresso la sua solidarietà alla presidente Renata Polverini. Fa bene, deve andare giù Di Maio e se serve il modello veneto noi lo facciamo esportare. Uno schema, lascia intendere il leghista, basato sulla correttezza e improntato alla trasparenza, immune da scandali e caratterizzato da numeri inferiori. E allora vediamoli questi numeri, traendoli da un documento ufficiale qual è il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, che al capitolo spese per il funzionamento dei gruppi consiliari assegna 4.755.097 euro. Le forze politiche elette a Palazzo Ferrofini sono 9, di cui 3 con un solo componente, per un totale di 60 consiglieri. Ciascun componente porta dunque in dote alla propria lista 79.000 euro. Più consistente è il gruppo, più quattrini il gruppo prende, per cui c'è il piccolo che riceve 200.000 euro e c'è il grande che ne ottiene 1.200.000. Ma come viene utilizzato questo denaro? Per stipendiare impiegati, addetti stampa ed esperti vari, che per almeno metà devono essere dipendenti della regione ed eventualmente per l'altra metà possono essere contrattualizzati dai partiti. Se però, come spesso capita, i gruppi ingaggiano meno collaboratori di quelli che potrebbero, fino alla fine della legislatura trattengono comunque i fondi destinati al personale per devolverli alle altre finalità dei finanziamenti, e cioè spese d'ufficio, convegni ed eventi sul territorio, libri e manifesti, consulenze varie, tutti i soldi che vengono concessi alle strutture e che dunque si affiancano agli emolumenti degli eletti. Fra indennità netta e rimborsi spese, il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale possono arrivare a incassare fino a 9.892 euro al mese. I consiglieri regionali, in base alle varie cariche nelle commissioni, possono invece arrivare a guadagnare fino a 10.662 euro mensili.